questo momento l'aria è buona, se io vado a vedere oggi i valori sono buoni, se vado a vedere quelli dell'anno hanno avuto una concentrazione negativa soprattutto nei primi mesi, proprio perché eravamo in assenza di piogge. Ed è con l'auspicio di mantenere i livelli di aria cosiddetta buona che ripartono dal 1° ottobre anche a Venezia le misure previste dalla Giunta regionale del Veneto per la riduzione del livello di smog nell'aria, riducendo così il traffico in città a seconda della salute atmosferica. L'ordinanza coinvolge tutto il territorio della terraferma e quindi vale su tutte le zone della città in terraferma, ad esclusione di quei tratti di strada che sono passanti per passare da una parte all'altra, cioè i tratti autostradali, la strada che porta a Venezia, quindi anche il Ponte della Libertà, e la strada che porta giù verso la Romea. Tornano quindi 3 colori, verde, arancio e rosso, ad indicare i livelli di allerta per la concentrazione di MP10 nell'aria, ma quest'anno c'è una novità. È un'ordinanza che per certi versi fino a marzo di quest'anno ha trovato un limite perché non veniva lasciata la possibilità all'Euro 4 di muoversi, invece con questo provvedimento il blocco è già per l'Euro 4, già in codice verde, e in codice giallo e arancione anche gli Euro 5, quindi è notevole l'impatto sul fermo delle macchine in caso di allerta gialla e rossa.